Man's World. Siamo su Euro Truck Simulator, ragazzi. Ho aggiornato il gioco con la 1.9.2, con le nuove TSM, con tutto nuovo, insomma. Se ci facciamo un viaggetto di 700 km da Verona alla Puglia, non so la città perché chiaramente sono le regioni queste, devo portare dell'equipaggiamento, ma che spot, aspetta, un attimo, un po' di relax. Allora, equipaggiamento è bello pesante, ok, sta piovendo in quel di Verona. Chiaramente riparto da Verona perché chiaramente mamma mia, con l'aggiornamento sono ripartito dalla casa madre. Sì, dalla casa madre, insomma, dalla casa base, scusate ragazzi. Eccolo là, adesso sapevo io qua. È già 1% di danni, ma che sboccio in sì, vabbè. Mamma mia che duro. Ok. Ragazzi è durissima con questo. Sono già al 4%, non so neanche io perché. Ah, ho messo anche il traffico, ho messo anche il traffico nuovo. Questo è il traffico reale, più traffico. Oh, ciao! Attenzione, sto andando anche il Napoli. No, sono un coglione. Sono andato dritto senza vedere, deficiente di un veneziano. Ma porca di quella porca. Vaffanculo, scusate ragazzi, sono i vaneggi comendiani questi. Volevate l'incidente in diretta, eccoli qua. Ok. Con questo carico non posso sorpassare, la cosa è abbastanza ufficiale purtroppo. Ok. Che mona che sostanza, che incidentone che ho fatto. Mamma mia, sono un po' pesante, eh. Sta telecamera, puoi andare giù, grazie. Solito uscita, ormai sta uscita la conosco come le mie tasche. Ok. Ragazzi, con questo rimorchio è impossibile, ho già fatto un danno del 14% dello Scania, io non ho parole sinceramente, cioè è incredibile e non vedo niente, poi è pesantissimo, vado di un lento, sto su 76 perché chilometri orari, perché sennò rischio di fare vaneggi, guarda che roba, cioè veramente veramente dura. Io sto sempre nella corsia di destra, mi devono sorpassare tutti perché non posso permettermi di far cagate. Ragazzi, guardate che bello il camioncino SDA con nuovo traffico, stupendo. Però sto bestemmiando in polacco antico per gli incidenti che ho fatto. Vedi, non vedo niente. Non vedo un cazzo, non vedo. Ok, sta cazzo di telecamera mi dà problemi oggi il mouse, non so perché. Devo andare in direzione Bologna. Ah, che dura così. Quindi c'è molto più traffico, è molto più figo così secondo me, perché c'è traffico, porca puttana, per le strade, non può essere che ci sono poche macchine. Chiaramente non mi fido a sorpassare perché... Ragazzi, continua a piovere,
Siamo qua, adesso vediamo a che altezza siamo. Abbiamo superato Bologna e siamo verso Firenze. E poi dobbiamo andare giù, giù, perché la nostra destinazione è la Puglia, quindi mancano ancora 490 km. Ragazzi, purtroppo ho dovuto disattivare la mod del traffico perché soprattutto in registrazione mi dava problemi incredibili, è molto pesante, mi dà problemi e vaffanculen. Quindi siamo tornati con la mod normale, pazienza, il gioco è sempre meraviglioso, però io devo anche registrare, quindi non posso permettermi. Ragazzi, mancano 100 km, ho fatto disastri su disastri, è un viaggio di merda, prenderò pochissimi soldi, ho il camion distrutto che ogni 3-4 fa guasti al motore, i soldi che prendo li devo subito rimettere per l'officina, è un viaggio da dimenticare ragazzi qua al sud, siamo in Puglia, mancano 91 km, siamo a 137 all'ora, non vedo l'ora di arrivare, guarda, non vedo l'ora di arrivare perché una vergogna. Con questi carichi qua, purtroppo non posso registrare questi carichi qua così difficili perché devo andare lento, tranquillo, invece per esigenze televisive, perché qua c'è ragazzi, qua Kumeda Channel non può aspettare qua sti cazzo di rimorchi, deve essere pronto il video e niente, comunque scherzi a parte, cioè devo essere più tranquillo e fare sti carichi qua, non posso registrare sicuramente. Comunque il mio Scania pompa alla grande, eh? Cioè anche con... Vai, guarda come andiamo. Oh mio Dio. Qua rischiamo, fioi. Qua rischiamo, me lo sento. Ah, siamo in Puglia, siamo in Puglia. Adesso vediamo in che città andiamo. Quanta che sto andando veramente come un pazzo, ragazzi, veramente, non si vede niente, fioi. Bari, ma dobbiamo andare dritti. Vai vecchio mio, vai vecchio Scania, che anche se sei distrutto, non voglio neanche far vedere le percentuali di danno perché mi vergogno, fioi. Trent KM, Trent KM, Trent KM all'arrivo. Play hard, do 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 do. Mamma mia, fioi. Ma 20, ormai siamo arrivati, ragazzi. Rallentiamo. 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 Merda. Ce la fo, ce la fo, ce la fo, ce la fo. Play hard, you play hard, you play hard. Ok. Perfetto. Mancano 18 km, siamo arrivati. Catanzaro, Crotone, Brindisi, Lecce, Taranto. Ok. Faccio vedere i danni ragazzi, così fate una risata. 15 e 16%, disastro mondiale. Non faccio le manovre chiaramente ragazzi perché con sto po' di carico qua faccio fatica. No, che cazzo sto facendo, mamma mia. Dai che ci siamo. Ok, Taranto. Quindi noi andiamo in direzione Taranto. Ok, 8. Oh! Cazzo vuole questo? Caputtana. Sì, ma che a troia le tomare, però dai. Ma già ho il carico così, ti fermi anche qua. Ma vai in culo da che a troia le tomare. Ok. Andiamo per di qua che siamo contro ma vaffanculo però. Ok.
Buono. Oddio, qua c'è la protesta del cazzo proprio. Allora per dove andiamo? Ecco, che bello. Per dove andiamo adesso? Forse di qua era la strada. Va a cagare. Strada bloccata. Problemi qua a Taranto. Sì, come passo adesso? No, proprio col carico sbagliato. Dio Christiansen. Carico proprio sbagliato, porca puttana. Ok. Mamma mia, che stradina stretta. Oh. Pian pianin, pian pianin. Ok. Ma che casino che c'è qua, Fio? Cos'è una protesta? Siamo arrivati, Fioi. Siamo arrivati. Ciao. Si sarà tollerabile. Immaginavo. Il viaggio peggiore del veneziano, Ok ragazzi, saluto il comandone veneziano, tappa un po' di merda, mi dispiace, ma è un carico veramente tanto difficile. Godiamoci Tori in un secondo. Raga, saluto il comandone veneziano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.